Ci parlava di numeri positivi per quanto riguarda le nuove posizioni su Solidarietà Veneto. Stefano, abbiamo ancora un minuto. Numeri non altrettanto positivi, forse la notizia è passata un po' sotto traccia. Ne avevamo parlato tanto di quota 100, c'è la pensione anticipata, però con qualche cosa in meno. Evidentemente non basta agli italiani, visto che le adesioni sono state molto, molto diciamo così, al di sotto delle aspettative, almeno così si legge, no? E quindi vuol dire che c'è bisogno della previdenza complementare. Sì, in effetti abbiamo visto anche noi il bilancio conclusivo di quota 100 non ha confermato le aspettative della vigilia. Devo dire che nel momento in cui gli italiani non hanno scelto quota 100, noi osserviamo che invece effettivamente hanno scelto la previdenza complementare, e allora faccio un ragionamento anche da questo punto di vista. L'attenzione dei lavoratori, che spesso magari vengono sottovalutati nella loro capacità di analisi, invece non è così, probabilmente considera che già oggi uno Stato italiano che ha un indebitamento rispetto al PIL del 150% rotti, con una situazione economica come quella che si sta manifestando, probabilmente nell'arco dei prossimi 20 o 30 anni qualche tema da gestire ce l'avrà nell'ambito delle pensioni pubbliche. Ecco allora che magari, fermo restando che la base pubblica delle pensioni è assolutamente necessaria e opportuna, ecco magari che però si punta come cittadini alla diversificazione anche delle forme di risparmio. Allora, nei mercati finanziari avrai certamente i rischi finanziari e stiamo imparando a gestirli. Nelle pensioni pubbliche hai rischi politici, demografici, di sostenibilità poi anche Certo. di bilancio legati alla demografia. È bene, il principio è sempre quello, diversificare gli investimenti per comprimere complessivamente i rischi, anche nelle pensioni. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.